Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare un video un po' chiacchiericcio perché, non lo so, sono una settimana che sto studiando, che sto parlando solo con me stesso nella mia camera, quindi ho detto perché non fare un video in cui racconto un po' quello che sta accadendo. Ho deciso di raccontare un po' come sta andando questo periodo, come stanno andando gli esami universitari, dato che so che in tantissimi stiamo affrontando la stessa situazione, quindi voglio parlarne un po' per rassicurare anche un po' le persone che non hanno ancora affrontato il loro primo esame, che non sanno come affrontarlo, che hanno dei ripensamenti, hanno paura. E mentre lo faccio ho deciso che farò un po' una merendina così, perché voglio passare un po' di tempo così tranquillo, seduto a parlare. Allora, come prima cosa io sono appunto in sessione e ho 5 esami da dare, ma ne ho dato solo uno, è quello di teatro. Se qualcuno ancora non lo sa, io sono all'università a Milano, alla IULM, e studio comunicazione, media e pubblicità. E fino a, non lo so, il giorno prima del mio esame ero esattamente certo di quello che avrei voluto fare, che questa facoltà sarebbe stata quella giusta per me. E niente, ero veramente felicissimo perché le lezioni mi piacciono. Io faccio, in questo semestre ho fatto diverse lezioni, come per esempio quella di cinema, quella di teatro, pubblicità, e sono tutte materie che ovviamente mi piacciono, che mi riguardano anche nella mia vita, perché comunque facendo questo percorso sui social è qualcosa con cui già ho un rapporto per quanto riguarda la comunicazione, diciamo. Quindi ero veramente felice fino al giorno prima dell'esame che ovviamente crisi di nervi, crisi esistenziale, non sapevo se stessi facendo la cosa giusta, non sapevo se quello che stavo facendo mi avrebbe portato a stare bene, a stare felice, sereno anche nel mio futuro. E quindi ho avuto un momento di ripensamenti, di tantissimo down totale. Ho scritto a qualche mio amico, compagno e collega di università per confrontarmi, diciamo. Ho pubblicato questa storia Instagram in cui ero totalmente in panico, perché appunto, cioè, io avevo studiato letteralmente 10 giorni per quell'esame, dando tutto me stesso, togliendomi ogni attimo della giornata nella mia vita, e poi mi sono ritrovato il giorno prima che praticamente non sapevo niente. Cioè, Federico nella stanza accanto ripeteva, gli ho chiesto fammi qualche domanda, mi faceva le domande, io ero muto, non sapevo rispondere a niente, ero totalmente saturo di qualsiasi informazione io avessi messo nella testa in quei giorni. Quindi niente, panico, mi alzo il giorno, stavo malissimo, cioè ero proprio... non volevo assolutamente fare questo esame, non volevo darlo, non mi sentivo pronto, non mi sentivo all'altezza, tutte queste cose. Sono andato, a sorpresa dividono in gruppi il maxi gruppo che doveva essere interrogato, e io sarei stato il giorno dopo. Quindi tutta quell'ansia che avevo si è tipo triplicata, perché avrei dovuto portarmela ancora per un altro giorno intero, un'altra mattinata. Quindi io proprio pieno, nero. Passa quella giornata, dico va bene, usiamo questa giornata per prepararmi ancora di più, dato che non mi sentivo pronto, mi faccio un po' chiare quelle che erano le mie incertezze. Arrivato il giorno dopo mi sono tranquillizzato perché ho visto un po' l'ambiente, com'era, erano tutti tranquilli, i professori alla fine non ti conoscono, non ti diranno mai cosa devi o non devi fare, quindi tu puoi stare totalmente tranquillo. Io ovviamente ero comunque, nonostante mi fossi calmato, ero comunque agitato lo stesso dentro. Mi chiamano per dare questo benedetto esame, finalmente do questo esame perché il giorno prima sono riuscito a prepararmi, a schiarirmi un po' le idee. Quindi rispondo a tutte le domande, prendo il mio voto, me ne vado felicissimo, raga, finalmente. E quindi niente, vi volevo dire solo che l'idea dell'esame che abbiamo è totalmente sbagliata, perché cioè, allora, fin quando non provi il tuo primo esame tu hai quell'idea di cosa gigante che devi affrontare, di tantissime informazioni che devi sapere, troppe cose per la testa, hai paura di fallire, di deludere, di un sacco di cose. Poi invece ti ritrovi lì davanti a una persona che non ti conosce, non sa niente di te, è lì solo per ascoltare quello che dovresti sapere, e basta. Cioè poi non la rivedrai più, non ti... cioè, mentre al liceo potevano farti un po' la ramanzina per dirti ma tu non hai studiato, così non farai nulla nella vita, bla 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 bla,
Lì proprio zero, cioè se tu sai le cose, lei è felice di darti il tuo voto e ciao, cioè non è che ti dice ma perché non hai studiato? No, cioè quindi niente, alla fine è tutto nella nostra testa, cioè abbiamo quest'idea gigantesca, università, esame, tantissime pagine, cose. Invece cioè devi proprio stare tranquillissimo, dobbiamo veramente tranquillizzarci, quindi se ancora non avete dato il vostro primo esame veramente tranquilli, perché non dico che ovviamente sia una passeggiata perché è difficile, cioè sono veramente tante cose da ricordare, è una prima esperienza ed è normale che ci sia l'ansia, però non pensate che sia una cosa impossibile, perché letteralmente l'ha fatto chiunque nella vita, si saranno laureate, non lo so. Dobbiamo veramente tranquillizzarci, metterci l'anima a posto, perché se ce l'hanno fatta gli altri possiamo farcela anche noi. Poi ovviamente ci sono quei casi in cui stiamo sbagliando e non riusciamo a capire se quello che stiamo facendo è giusto o meno, ma è importante provarci. Se poi non ci troviamo bene con quello che stiamo facendo, almeno ci abbiamo provato, si può sempre mollare e riprovare. E lo stesso ovviamente vale anche per quelli che quest'anno dovranno affrontare la maturità. Tenete sempre in mente che è una cosa che ha fatto letteralmente chiunque, ci siamo passati noi, ci sono passati i nostri genitori, letteralmente chiunque, quindi non è una cosa impossibile, si può assolutamente fare, anche quello ovviamente non posso dire sia semplice, perché anch'io il giorno prima ho avuto una crisi esistenziale, non ce la farò mai, mi bocceranno, tornerò in quinta al liceo, non andrò all'università, tutti i miei progetti futuri andranno in frantumi. Invece sono qui a Milano, vivrò la mia vita che ho sempre voluto, in un'università privata, cioè quindi veramente. Comunque, ritornando al discorso centrale sugli esami universitari, è andato discretamente bene, ho preso 25 perché la professoressa mi ha detto che dovrei imparare a parlare meglio, espormi meglio, perché ovviamente io ero preso dal panico, dall'ansia, dalla frustrazione, da tutto, qualsiasi cosa potesse esistere, quindi parlare bene non era, diciamo, la mia priorità in quel momento, era solo buttare fuori tutto quello che mi veniva in mente riguardo alla domanda che mi ha fatto e niente, così è stato, però non mi sono esposto troppo bene e quindi me l'ha fatto notare e mi ha detto che mi avrebbe dato di più se mi fossi esposto meglio. Però vabbè, a noi ci va bene, il 25 super apprezzato, come primo esame top, è anche uno dei più complicati, diciamo, dell'anno, quindi sono molto felice di averlo passato e di essermene tolto uno. Adesso dobbiamo concentrarci sugli altri 4. E niente, io direi che ho parlato abbastanza. Voglio fare un in bocca al lupo a tutte le persone che in questi giorni settimane e mesi avranno gli esami, sia quelli universitari che ovviamente quelli delle medie e delle superiori, perché veramente ragazzi ce la dobbiamo fare, ce l'hanno fatta tutti. Questa chiacchierata è finita, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia mentre state studiando, dato che siamo tutti nella stessa situazione. Io adesso appena chiuderò il video tornerò a studiare e successivamente cenerò e mi metterò a dormire, perché domani di nuovo in loop ritorna tutta la routine, quindi svegliarmi, studiare, mangiare, studiare, cenare e andare a dormire, e così tutti i giorni fino alla fine di febbraio, in cui farò un viaggetto in cui vi porterò ovviamente con me. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo di seguirmi su tutti gli altri social che trovate nell'info box. Se siete un'azienda e vuoi collaborare con me c'è l'email aziendale. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace se questo video vi è piaciuto, ed io direi che possiamo salutarci. Ciao!